Ha avuto luogo stamani ad Agrigento la cerimonia di intitolazione del palazzo sede della questura al commissario capo della Polizia di Stato Beppe Montana, di origine agrigentina e già capo della squadra mobile di Palermo, medaglia d'oro al valore civile, barbaramente ucciso a Palermo il 28 luglio del 1985 in un vile agguato mafioso. Alla manifestazione, che ha avuto il suo inizio presso lo spazio Temenos, ha partecipato il capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli. Hanno portato la loro testimonianza anche il questore di Agrigento Auriemma, il sindaco della città Firetto, il fratello di Montana Gerlando, il procuratore della Repubblica Patronaggio e anche le testimonianze di alcuni studenti che hanno letto dei brani in tema. Quindi davanti alla questura la cerimonia di scopertura della targa di intitolazione dell'edificio a Beppe Montana, quindi l'annullo filatelico di un francobollo a lui dedicato e la scopertura di un cippo da parte di 2 studenti dove è stata apposta una frase di Peppino Impastato: la mafia uccide, il silenzio pure. E in questo sta la grandezza di quest'uomo e la grandezza degli uomini che come lui hanno pagato con la vita l'impegno per le istituzioni, per la legalità. E anche un monito a tutti noi che la guerra non è ancora finita e non è ancora definitivamente vinta. E ecco perché nel ricordo di questi straordinari esempi di dedizione, di passione, di determinazione, noi dobbiamo continuare questo impegno, e l'impegno per riaffermare non solo in Sicilia, perché anche qui abbiamo capito da tempo che questi problemi non sono limitati a un territorio, non sono patrimonio di una terra piuttosto di altri territori dove sembra che tutto sia così positivo e felice. La criminalità organizzata è un cancro, è un male che si insinua nelle vite e nei tessuti sociali ormai dell'intero Paese, e quindi l'impegno per debellarla in tutte le sue forme deve essere fatto anche e soprattutto nel nome, nel ricordo e nell'esempio di Beppe Montana e di tutti quelli che come lui, ripeto, hanno dato la vita per questo Paese e per la legalità in questo Paese. Una giornata sicuramente importante oggi, una testimonianza che arriva anche da parte dello Stato con la presenza del capo della Polizia, questa titolazione della questura a suo fratello. Sì, sicuramente è un tassello di memoria che si aggiunge per ricordare a tutti quello che ha fatto Beppe e per far sì che magari queste storie non rimangano storie così in astratto, ma riescono a, come dire, a entrare dentro le nostre coscienze.